Buonasera a tutti, visti voi, tenore de oie di 14 del mese di agosto 2026, siamo a salire prima del mese agosto, quindi ne approfittiamo già da oggi a augurare buona festa del mese agosto a tutti quanti. Io momento sempre che quando resta il mese agosto, lo chiamalo, cioè già che a Santa Lucia, che hanno via Chiasa Scursa, salgono da essa compagna isterrito in una barca e appimente pure una via che va a corso, corrito a pede Antoni Vargio e ha vinto e insomma quindi mi è stata conca come gustamento la via del mese agosto in Santa Lucia, in scuola naturalmente. Bene, andiamo da innanzi, scorriamo la sua videata normale, corriamo e, e andiamo a vedere il Tebade nuovo, come naturalmente noi occupiamo di sadie, ecco la die invece si presenta di voi, che è lui completamente libero, che è per una nughetta, poi di tornare sul Taravallo, e mi pare che qualche nughetta era presente di questa fotografia e del Sasotte che mi ha batto il minuto. Ecco, infatti, se ecco più gai, sono le preno viene da sauna, poi cominciate a coccolare e a Tardunzi, insomma, dai salvato la sassette cominciata a provare. 28 gradi temperatura massima, 20 gradi la minima. E di un Crasa, cioè sabato, sole preno viene a mezzodia, poi cominciate a coccolare e da essa al 2 a sassese proete e poi e meta viene verso la strese e salvato. 33 gradi al massimo, 23 gradi al minimo che oggi è tutto. Ah, ma purtroppo un toccamento d'oro da dare, questa è nata a 83 anni, Annetta Cano, Gattia Calvisi, Mostrerezzi di Cartella, appunto, mamma della Rosetta e Mannella di Giampietro Piras. S'interro e storia che Napoli, 14 di agosto a Santa Mesa in Sacreggia del suo Salvatore in Goreai. Condolenze e pazienza, salve a tutti dalle parti del PTT. Addio, Annetta, siamo con parentesi. E intanto poi ammento che Crasa a Ferragosto vivi la storia, 15 agosto 2026, aperti da Malzeso, canto a tenore e Museo della Civiltà Pastorale e Contadina, Cultura, Storia e Identità della Sardegna ti aspettano. Quindi accudite, tutto quanto su iscriversi alle scortane, a vivere questo bello mese a gusto in bici, emozione, il mito, ammento, le cose belle, insomma, in tenere canzone di spanto. Ryanair critica la regione, tagli alle tasse timidi, gli schi, però nell'incontro, insomma, a soscosto del suo biglietto sarebbero stanziate una certa cifra per ridurre questa tassa che può essere pagare in aeroporto, ma solo può si vero, non prosistito. Poi la notte smeralda di Renzi, a noi non ha fottito in un tubo, e quindi andiamo da innanzi, ecco la replica degli assessori, cioè Cuccureddo, pensiamo al bene dei sardi e non della compagnia. Ryanair non ha gradito il taglio solo nel mese invernale delle tasse aeroportuali e non nasconde la sua contrarietà. Il vettore low cost attacca la regione, ma gli assessori Barbara Manca e Franco Cuccureddo rispondono in modo secco a Ryanair. Poi vamos a varias notizie, rapina del Carre, Foro Sassari, Olbia, il Nespoli a pezzi, Nizzi, mai più lo stadio gratis. Nuoro, la provincia stanzia 6 milioni per la strada di Marreri. Oristano, incidente sul lavoro ad Arborea, grave operaio. Cagliari, città tra le più colpite dal caro bollette, più 7,2%. La Faradda, orgoglio e fede, Sassari festeggia i candelieri. Vabbè, non mi sono mai piaciuto, ma comunque. Cagliari e Sassari sono più vicine, salta il tappo di Nuramine sulla 131, Gemme, Anas, traguardo storico.
affa anche a Ferragosto. Meteo isolate, precipitazioni all'interno. Attraversamenti al buio a Cagliari e emergenza. Orosei, sigilli a Subarone, troppo auto in pineta. A Semini, vandali scatenati sui veicoli in sosta. Calasetta, Sant'Antioco, per i bagni vietati, disagi e proteste. Nuoro, SOS dall'ospedale, pazienti nei corridoi. Andiamo da innanzi. Allora, imprese artigiane, record a Nuoro, una buona cosa, Custa, ne siamo scontento. L'indagine, l'area studi e ricerche del CNA, del CNA assegna la vetta della classifica dell'incidenza. Nei centri barbaricini quasi un'attività su tre, il 31,7%, è iscritta all'albo. Bene, 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 bene. Le imprese artigiane sono di Casa a Nuoro e provincia. I dati elaborati dall'area studi e ricerche del CNA assegnano al territorio barbaricino la vetta della classifica dell'incidenza di imprese artigiane, un primo posto in grado di confermare la vivacità del tessuto economico produttivo. Nei comuni del Nuorese quasi un'attività su tre, il 31,7%, è iscritta all'albo dell'artigianato. Seguono Cuneo con il 31,5%, Fermo con eccetera, eccetera, eccetera. E quindi una buona cosa questa. Andiamo innanzi sempre, quindi un'altra pagina, ecco qua, pazienti a letto nei corridoi, colavo da una nuova buona a una nuova mala. San Francesco, il sindacato Nursing, UP, personale allo stremo, caldo insopportabile. 10 dei 50 ricoverati in geriatria sono fuori dalle stanze. Oh, yeah, yeah. Alte temperature nei reparti, pazienti nei corridoi, succede ancora una volta nell'ospedale San Francesco di Nuoro, dove gli operatori sanitari reggono ritmi di lavoro sempre pesanti, ma sono allo stremo. L'allarme arriva dal sindacato degli infermieri Nursing UP, che definisce la situazione insostenibile. Tra le realtà più critiche la geriatria, dove si registrano 31 gradi e 50 pazienti ricoverati, di cui 10 sono risistemati nei corridoi. Non stanno meglio gli altri reparti. Andiamo a Orune, i Contera nei guai, armi e stupefacenti, nuovo ordine d'arresto per padre e figlio. Notate bene, armi e stupefacenti, prima Agostino Luna non esisteva. Padre e figlio, il primo condannato a 20 anni dal gruppo per l'omicidio di Luca Goldi, freddato in pieno centro ad Orune il 4 agosto di 3 anni fa, il secondo indagato per armi. Entrambi rinchiusi in carcere a fine giugno, ora sono stati raggiunti in cella, rispettivamente a Massama e Bancali, da una nuova ordinanza di custodia cautelare firmata dal di Nuoro Gianni Angelichio, mi è mancata Cachicore, vabbè, eseguita dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di BT. Oh, ia, ia, ia. Andiamo da innanzi. Armi e droga ed esplosivo, misura cautelare per padre e figlio, Arina de Acchero Ostiasa. Orgosolo prepara il palio dell'Assunta. Il montepremi totale è di 25.000 euro. Questo è un bello evento. Tonara, un'estate di eventi per tutte le generazioni, comuni e associazioni, insieme per organizzare un ricco calendario di appuntamenti fino a settembre. Nuoro 6 milioni per Marreri, rinasce la via del mare. La provincia recupera e mette in sicurezza la vecchia statale 45, dal capoluogo alla baronia, lavori anche su ponti e viadotti. Ma una buona cosa. 6 milioni di euro per rimettere a posto la provinciale 45 da Nuoro al bivio di Orune,
conosciuta anche come la strada di Marreri. Nel passato anche la via del mare per i nuoresi che si dirigevano nella località di La Caletta, Santa Lucia e dintorni. Dopo l'innesto con la SP51 i primi lavori sono stati eseguiti e sono in corso. Per altri è stato aperto il cantiere per la parte preponderante degli interventi e si è invece alla fase della progettazione esecutiva. Opere che interessano sistemazione di autoponti, il rifacimento di amphitrate di carreggiata e banchine e la collocazione di nuove barriere laterali davanti alle scarpate. Bene, 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 ok. Del Ciccolini pintato, presente Ciccolini, narra, dobbiamo garantire collegamenti migliori a chi viaggia, produce e cerca economia. Bene. Aeroporti, doccia gelata sulla fusione, dopo la Corte dei Conti e la retromarcia della Giunta, tutti i dubbi dell'Assemblea sarda sul progetto. L'ordine del giorno votato dal Consiglio impone il controllo pubblico, operazione in salita. Meno male, qualcuno bisapiti. Prima la Corte dei Conti, adesso tutte le forze politiche rappresentate all'Assemblea sarda, nessuno vede di buon occhio il progetto di fusione degli aeroporti con la regione detentrice di appena il 9,2% nella futura holding di gestione. A dubbi la stessa Giunta Todde che infatti ha spostato al 2027 lo stanziamento di 30 milioni di euro necessari per acquisire le poche quote con cui l'amministrazione non sarebbe in grado di incidere nelle decisioni importanti. Insomma, l'operazione sta sfumando e c'è chi sostiene nel centro-destra, ma anche nel campo largo, che un articolo per mettere a bilancio queste risorse non sarà mai approvato. Bravo, bravo, bravo. Tassa d'imbarco, a Ryanair il taglio invernale non basta, in effetti non scrivono granché. Per il vettore irlandese, se è una mezza misura, è arrivata anche comunque troppo tardi. Dopo 8 anni ecco la nuova 131. Beh, insomma, una chiatora, eliminati incroci pericolosi, deviazione alle 12:15, il passaggio delle prime auto, l'ANAS al servizio della Sardegna. Bene, bene, bene. Aperto il tratto di 10 km tra Nuramedin, Villa Greca e Serrenti. Le vedi, ho bisognato cooperato la die e noi Galaberto per Osiria Tacchini in fase finitia. Ne siamo scontenti, l'obiettivo è ridurre incidenti. È un nuovo tratto della 131 inaugurato ieri dovrebbe ridurre il numero degli incidenti, del resto è uno degli obiettivi indicati da Claudio Andrea Gemme, amministratore delegato dell'ANAS. Ancora nel 2024 le statistiche dell'Automobile Club d'Italia, la strada statale sarda in cui si verificavano e si verificano ancora oggi più tamponamenti e schianti anche gravi è proprio la Carlo Felice. Quell'anno erano stati 147, nel 2022 erano stati registrati 3 morti e 230 feriti. I 10 km aperti da ieri sono moderni, hanno carreggiate larghe e corsie di emergenza, una pavimentazione drenante per la pioggia e soprattutto sono privi di incroci laterali. Perfetto, perfezione, perfezione. Villa Greca quindi che si è stata occata. Dopo la manovra da 2,5 miliardi la Giunta accelera sul bilancio 2027. L'obiettivo è presentare la legge di stabilità e i documenti finanziari a ottobre, ma pesano tre incognite: insularità, spopolamento e rallentamento del PIL. Nambucca davanti, Ryanair attacca la regione, taglio alle tasse insufficiente. Il settore low cost minaccia ancora di bloccare gli investimenti nell'isola. Se non si azzera l'addizionale tutto l'anno il traffico aereo non crescerà.
Con la Murasi Sport, Cagliari da stasera si fa sul serio contro l'Arezzo dei tanti ex. La Coppa Italia accende la stagione, Maldini tra i più attesi alla Domus. In effetti noi iscritti in affatto con i giocatori che io chiamo in gioco, ma deve venire il Veneto e va bene. Esposito, Iteina, fatta Esposito, boh. Andiamo alla politica internazionale, l'assedio di colonie e il terrorismo. L'ambasciatore USA in Israele condanna il blitz con le famiglie palestinesi. Ma non mettono una commentesi che andare a furare il terreno adesso usate. Netanyahu finora non si è espresso sugli attacchi a Qusra, un battaglione IDF nell'area. Disarmo Hezbollah, il pressing di Egitto e Qatar. Egitto e Qatar lavorano da mesi con canali paralleli riservati per convincere Hezbollah, il partito armato libanese sostenuto dall'Iran, a cedere le armi in cambio di garanzie politiche alla comunità sciita, da più parti descritta come la comunità di Hezbollah. Mentre la diplomazia araba negozia, l'esercito israeliano resta piantato nel suolo del Libano, con Washington che ha però preso pubblicamente dello Stato ebraico. Un funzionario del Dipartimento di Stato USA ha infatti dichiarato ai media americani che una presenza militare permanente nel sud del Libano non è compatibile con gli impegni assunti nell'accordo quadro siglato a Washington. E questo in risposta alle dichiarazioni rilasciate in piena campagna elettorale dal ministro della difesa israeliano Israel Katz, che aveva escluso qualsiasi ritiro israeliano dal sud del Libano. Intanto invochiamo sempre l'ambasciatore della pace, del prete Barroso, la sfida, l'ira di Takahiki, questa è la prima ministra giapponese. Putin visita le isole contese con Tokyo, sale la tensione. Le tensioni tra la Russia e il Giappone per il sostegno dato da Tokyo all'Ucraina e alla politica sanzionatoria occidentale fanno riesplodere la disputa sulle isole Kurili che dal 1945 impedisce un trattato di pace formale russo-giapponese dopo la seconda guerra mondiale. Vladimir Putin si è recato per la prima volta in visita sull'isola di Itorufu in giapponese, che per Mosca appartiene al proprio territorio ma è rivendicata da Tokyo. Bisogna essere giapponese, provocando la durissima reazione nipponica. Il gesto del presidente russo è assolutamente inaccettabile, ha detto la prima ministra giapponese Sanae Takahiki. E qui stacca Okos. Takahiki contro Takaokos. Stati Uniti, Caroline Leavitt lascerà l'incarico al fine del mese, dedicherà più tempo ai figli. Via la portavoce di Trump, usata come esca ad Ankara, cioè praticamente non li hanno pur bene, quindi è andata a lavare prato. La portavoce della Casa Bianca, Caroline Leavitt, stretta e fidata collaboratrice di Donald Trump, lascerà l'incarico alla fine del mese. La sua uscita, annunciata a sorpresa mercoledì su Truth da Trump, è caduta però nel mezzo della bufera scatenata dal voto segreto del presidente americano in ritorno dal volo segreto l'8 luglio dal vertice NATO di Ankara per le minacce di attacchi dall'Iran. Ufficialmente, sempre secondo il post di Trump, Leavitt, 28 anni, ha maturato il passo indietro per passare più tempo con la sua famiglia e con i suoi splendidi figli piccoli, dopo la nascita della seconda figlia avvenuta a maggio.
è una delle migliori portavoce della Casa Bianca nella storia dell'ufficio, ha aggiunto il presidente secondo fonti interne e vicine all'amministrazione citate dai media americani. Trump non avrebbe ancora deciso la sua sostituzione, anche se non si escludono soluzioni esterne come Alina Abba, ex procuratrice ad interim negli USA del New York, del New Jersey Journal. Va bene. L'Italia riaprirà Schengen solo se non ci saranno più rischi. Piante dosi fino al 15 agosto non si cambia. Ceuta si teme un'altra ondata. Ultima pagina. Piante dosi, stop a Schengen, sarà rivisto solo dopo Ferragosto. Migranti e Meloni rilancia sulla difesa dei confini e su nuove espulsioni. L'ambasciatore USA contro i coloni israeliani. Le loro azioni sono di terrorismo. In questo terminamos η tenora de hoy e nos damos l'appuntamento torna a casa, danno buon mese a gusto a tutto canto da parte dei Bizzi TV e ponimos a sigla de Tancatura. A mentre vedere di buona tutto da parte dei Bizzi TV e nos damos appuntamento torna a casa satie de mese a gusto. Tancamos in ok, end broadcast, ecco.